Cari telespettatori, ben ritornati con noi. La puntata odierna è un po' diversa dal solito, non ve lo immaginerete, ma se leggete il titolo capirete di che cosa parleremo. E allora andiamo a ripercorrere nella storia del passato, poi il presente, perché no, guardiamo anche al futuro, la vita e quello che hanno fatto i bersaglieri. I più giovani un po' tentennano perché non ne sono a conoscenza perfettamente, molti invece di voi che hanno qualche anno in più sanno di che cosa stiamo parlando. Sono stato un corpo della fanteria importantissimo per gli esiti storici anche della Grande Guerra e tuttora esistono e anzi sono attivissimi, si stanno organizzando in modo particolare, si stanno preparando a un grande raduno che avverrà il prossimo anno, il 2018. Questo richiede tempo, richiede tante iniziative anche collaterali, richiede tanta pazienza e soprattutto cercare di attivare anche la società civile per essere partecipi di questa manifestazione che è anche rievocativa e quindi ha una valenza che va al di là del momento presente. Ma chi sono sostanzialmente i bersaglieri? E allora lo scopriremo insieme ai nostri ospiti, che però vi presento dopo il nostro consueto momento introduttivo che noi come sempre dedichiamo ai pensionati, agli anziani, a coloro che percepiscono una pensione che magari non sono consapevoli che forse potrebbero ottenere qualche soldino in più, come con Maria Pistorello per esempio nell'anteprima dello Speech GL, quindi tra poco.